Ad agire quella notte era stato il diavolo che sentiva dentro di sé. Queste le parole usate da Eric Zorzi durante un colloquio in carcere con la madre. Il 42enne camionista di Abano Terme, in carcere ormai da un anno per l'omicidio dell'ex moglie Nicoletta Rotaru, avvenuto nell'agosto del 2023. L'uomo si interrompe durante la conversazione con la madre, preoccupato di possibili intercettazioni. Ma la notte a cui fa riferimento è quella tra il 1° e il 2 agosto del 2023, quando Nicoletta viene uccisa e poi fu simulato il suo suicidio in bagno. Le indagini dei carabinieri e della procura portarono all'arresto di Zorzi solo 7 mesi più tardi, quando le avvocate della famiglia di Nicoletta Rotaru scoprirono l'audio sul cellulare della donna che aveva registrato tutti i rumori del delitto. Ora anche l'intercettazione tra Zorzi e la madre in carcere, quel suo sentirsi un diavolo in corpo, sarà oggetto di discussione nella prossima udienza del processo a carico del 42enne prevista in tribunale a Padova il prossimo 19 marzo.